Anche oggi alla live devo detto veneziana. Oggi stiamo in un certo senso testando questi nuovi prodotti di Facebook per vedere di poter raggiungere un numero maggiore di, come si suol dire, di utenti. Condividi il tuo con qualsiasi dei tuoi gruppi. Ok, vediamo un po' se riusciamo ad attivarci. Voilà, ecco qua. Fatto. Adesso noi, è un primo tentativo per poter anche, oltre a essere sul tubo, essere qui con gli amici di Face. Quindi per chi si vuol collegare o sta vedendo questo video, se vuol fare delle domande dirette riguardanti alle sibille interattive, il vostro maretto veneziano, o col pendolino, vedete? Col pendolino. È il primo tentativo che si fa, vediamo un po' se abbiamo un riscontro. Chiaramente l'orario non è a vantaggio, comunque l'idea è questa, in futuro regolarmente faremo dei video che danno la possibilità alle persone di fare delle domande, per quelle persone soprattutto che alla sera non possono raggiungere le sibille interattive del Marietto Veneziano o di Hildegard. Quindi se qualcuno vuole fare qualche domandina gratuita può farla liberamente. Vi ricordo che abbiamo cambiato il titolo, il nome del nostro gruppo, l'abbiamo fatto diventare Radioestesia e Radionica proprio per il semplice fatto di raggiungere più persone che magari sono interessate a questa tipologia di prodotto. Bene, cari amici, se avete qualche domanda e volete fare qualche commento, di conseguenza il vostro Marietto è qui per almeno 5-6 minuti. Se non c'è nessun tipo di domanda o saluto o viceversa, quindi dovrò chiudere la sessione e buongiorno Santa Paola Agata, se hai qualche domanda con le sibille, il Marietto è qui, ben volentieri. Ecco Silvia, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. La prima domanda è di Silvia. Ciao Silvia. Ciao caro Marietto, lui come avevi previsto mi ha contattata, ma voleva sapere se lo fa per amicizia o per amore. Per tornare insieme. Alessandro 82, io Silvia 87. Bene, la prima domanda è di Silvia. Lo ripeto, lui come avevi previsto mi ha contattata, ma volevo sapere se lo fa per amicizia o per amore o per tornare insieme. Alessandro e Silvia. Vediamo bene questa domanda. Vi ricordo che è la prima volta che utilizzo questo mezzo, quindi magari sarà un pochettino imbranato. Prima di tutto facciamo col pendolino. Vediamo se torna insieme per amore o per amicizia o diciamo una via di mezzo. Vediamo un po'. Sì, per amore, no, per amicizia o anche per qualcos'altro. Vediamo un po'. Rispondiamo alla nostra Silvia. Mm. Sì, Silvia, io direi più che altro che c'è del cuore, eh? C'è del cuore in questo ritorno. Sembra che ci sia del cuore. Poi chiaro, può tramutarsi, però facciamo anche un giro di sibille, così che vediamo per la nostra Silvia, 5 carte, la nostra Silvia, se c'è del cuore, cioè il pendolino ha detto che c'è molto cuore anche, ma vediamo un po'. Vediamo un po' per la Silvia Altobello, Vediamo un po' per Silvia Altobello dell'87 con Alessandro se c'è cuore oppure per amicizia. Beh, blocco e riunione. La riunione, vedi, c'è stata, però attualmente il nostro Alessandro è un pochettino bloccato. Vediamo un po'. 5 carte. Nemico, allegrezza di cuore, gelosia, messaggero, morte. Allora, vediamo un po' queste carte per la nostra Silvia. Allora, qui vedi il ritorno c'è, però ci sono dei blocchi, vedi gelosia, il nemico e poi qui vedo che tu sei speranzosa, vecchia signora,
leggendole così si potrebbe, percepire che c'è qualcuno che sta remando contro alla vostra felicità e vedi che c'è gelosia, c'è qualcuno che nel vostro incontro è geloso, c'è qualcosa che, mette in pericolo la cosa. Poi avrete dei messaggi, molto probabilmente vi comunicherete, e qui c'è un blocco tremendo che, molto probabilmente Alessandro, sebbene, vedi che qui c'è l'egrezia di cuore, quindi molto probabilmente, la cosa si fa, la cosa in un certo senso, prende piede, però qui c'è un blocco dopo dei messaggi e poi vedi vecchie signore Speranza, mettiamole bene a favore. Io direi che qui, la cosa tu sei speranzosa. Direi che il pendolino ha detto che c'è cuore, però, questo cuore è bloccato sia da persone che sono gelose, no, o potrebbe essere lui che magari, è un attimino così, però vedi l'allegrezza del cuore è dalla tua parte e c'è un po' di gelosia, in questa riunione e poi messaggi e tu speranzosa. Quindi io direi che, vista così, l'Alessandro, no, Silvia, uhm, per il momento sì, lui torna, il cuore c'è, però, purtroppo, avrete sicuramente un blocco un po' pesante che però tu sarai sempre speranzosa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, la cosa non finisce lì, molto probabilmente il pendolino è già visto molto più lontano e direi che con queste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carte, direi che ci sarà un alto e basso, quindi bisogna però prenderlo con le pinze questo ritorno. Prendere con le pinze, sebbene, avrete momenti felici, però dopo ci sarà un blocco e dovrai gestirlo, molto probabilmente ci sarà qualcuno che ti aiuterà a gestire questa situazione un po' particolare, pesante, eh. Comunque tu resta speranzosa perché vedo la carta della speranza, quindi è sempre una carta di riuscita. Quindi io direi che per il momento è metà e metà, eh. C'è molto sentimento anche perché starete anche dei momenti contenti e felici, ma c'è anche, qualcuno che sta remando contro, Silvia. Quindi, non prendetela se nei prossimi tempi ci sarà qualche piccolo blocchetto, qualche piccola défaillance, qualche piccolo persona che si mette in mezzo a voi 2. Bene, vediamo la Santa Paola adesso. Dopo rispondiamo anche all'Antonella, che era ora che si faceva vedere, Bene, alla Santa Paola. Vorrei sapere se la causa legale che ho giorno 26 avrà esito positivo. Ecco, brava Santa Paola, la data di nascita, Ok, vediamo. Questa rispondo col sì o col no, Santa Paola se avrà un esito positivo. Mhmm, eh. Agata, molto probabilmente il pendolino dice che sicuramente la cosa sarà impegnativa e, guarda, giro 7 carte per vedere se, il risultato sarà positivo per Santa Paola, però vista così sembrerebbe un pochettino in salita la cosa, Vediamo un po'. Voilà, voilà, vediamo un po' come andrà questa causa. Riunione ancora, come prima, e speranza. Caspita, sembra la fotocopia di prima. Allora, queste 2 carte danno già, l'idea che, c'è qualcosa di positivo. Vediamo un po' 7 carte. Falsità, costanza, vedovo, domestico, delirante. Ma guarda, su 7 carte, no, mettiamole bene a favore per la nostra Agata, vedi? Qui ci son state dette cose non dette in questa causa, ci son cose poco chiare, però tu vedo che hai costanza, hai dei rimpianti anche di aver detto o loro hanno dei rimpianti di aver fatto. Poi vedi che c'è deliranti e c'è qualcuno che ha detto cose che non erano vere, vedi falsità, domestico che in questo caso qui, deliranti. C'è molta gente che parla male, dice cose che non ci sono.
Però io direi che con consonante sorpresa e sospiri, molto probabilmente la causa è una causa molto difficile, È una causa molto difficile, però, ti vedo che magari il 26, quel giorno in cui tu avrai questo senso, questa responso, non sarà totalmente negativo, perché vedi, consolante sorpresa, avrai una sorpresa, sebbene tutto sembra andare per il peggio, alla fine dovresti farcela, dovresti in un certo senso spaccare, anche se avrai tutti contro, vedi, deliranti, vedovo, falsità, domestico. Guarda, Agata, è una situazione veramente difficile perché c'è gente che dice bugie, gente che tira dalla sua. Però alla fine avrai una consolante sorpresa, quindi molto probabilmente il 90%, il pendolino ha detto di no, però il 90% del Sibille questo, il 26 imbrocchi la strada giusta, sebbene c'è un mare di menzogne in questo processo, in questo verdetto, cioè quelle persone che o contro chi sei han detto un sacco di bugie, perché si sono viste chiaramente deliranti, falsità e roba di genere. E tu sospiri e vedo che secondo me ce la fai, sì, ce la fai. Andiamo avanti e vediamo la nostra Antonella, che era ora che si faceva viva. Allora, vediamo se si sblocca. Boh, Antonella, qui l'Italia è tutta bloccata, parliamoci chiaro. Allora, vediamo un po' per Antonella, Antonella Mosca e suo figlio, e i suoi figli, vediamo un po' se si sblocca questa situazione che insomma. Ah, per sbloccarsi si sblocca, però per sbloccarsi si sblocca. Vediamo bene quelle sibille per l'Antonella. Vediamo un po', lui del 79 e lei dell'80, Antonella ha anche i nomi, però visto che io so già Antonella conosco, quindi vediamo un po' la nostra Antonella e i suoi figli se si sblocca. Vediamo un po'. Militare e amica. Qui ci sono delle carte un po' particolari, perché vedete, militare, cose segrete di forza, amica, molto probabilmente ci sarà un'amica che, visto che la domanda era se si sblocca questa situazione, o ci vuole un'azione di forza o c'è qualcuno che sta lavorando di nascosto per dare una mano. Vediamo un po' a favore di Camera, sette carte, nemica, sospiri, omaggio prezioso, la matrice, dottore, amore. Cavoli, guarda qua. Allora, adesso in questo momento c'è qualcuno che sta remando contro e adesso chiaramente Antonella, se tu questo caso qua, no, che ti proponi per tuo figlio, la nuora, quindi stai sospirando. Poi vedi che hai delle bellissime carte, omaggi prezioso, no? La matrice, dottore, amore e fedeltà. Quindi cosa vuol dire? Il dottore è qualcuno che guarisce. Quindi questo periodo, che più che altro sembra dato quasi da una persona femminile qui nascosta, e tu che sospiri, ma poi hai tutte delle carte positive, cioè nel senso che c'è una carta negativa a parte il dottore che vuol dire che sta guarendo questa situazione, amore e fedeltà. Io, Antonella, cioè qui metterei la mano sul fuoco del mio vicino di casa, ma nel senso propositivo, perché tu su sette carte hai da sospiri in avanti solo carte propositive. Quindi per forza di cose, questi giovani, che tra l'altro con delle carte così, fedeltà, amore, la matrice, sono sempre carte positive, io la vedo molto bene, no? Quindi devi solamente portar pazienza, perché qui tutta l'Italia, e non solo l'Italia, sta andando a gambe all'aria. Vediamo Michelle Kimmy, saluto anche Michelle Kimmy, grazie di avermi contattato. Io vorrei sapere se la mia causa legale andrà a buon fine a febbraio, però mi dovresti dire la data, se sai qualcosa di più della tua causa legale. Comunque io prima faccio col pendolino, ah, ah, faccio prima col pendolino la risposta
e poi Michelle? Buongiorno, mi ha detto, okay, vediamo un po' del 93 se la sua causa legale avrà un buon fine. Ma sembra proprio di sì. Aspetta che non so se vedete bene, però sembra di sì. Vediamo con la Michelle. 7 carte, per Michelle, Michelle Kimmy, se la sua causa legale andrà bene, Io non so niente di questa causa. Consolante sorpresa e fedeltà. Anche qui abbiamo 2 carte bomba, 2 carte, che fan capire che, insomma, la cosa andrà a buon fine. Viaggio, militare, consonanza su casa, morte. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, voilà. Allora, vediamo un po'. Ci sarà un cambiamento, qualcuno colpirà in modo duro, no? In modo militare, in modo sempre importante, segreto. Gran consolazione a casa. Fino a qui andiamo bene, no? La pratica sembra che vada bene. Poi c'è un blocco tremendo e poi donna maritata che sembra. Allora, attenzione, ascoltami bene, Michelle, perché qui c'è qualcosa che bisogna mettere a posto in questa causa. Vedi, viaggio sta per cambiamento, militare per segreto, e fino a qui ci siamo, no? Quindi ci sarà un cambiamento segreto in questo processo, e tu vedi qui hai delle carte molto positive. E qui però cosa succede? Morte, che potrebbe spaventarti, ma morte, attenzione, è fra casa e donna maritata, che sono 2 carte estremamente positive. Quindi quello che è qui negativo diventa positivo. Quindi quel questo cambiamento che hai, che ti hanno voluto colpire in modo segreto, si ribalterà. Tu avrai però dei, come si dice, dei pentimenti, nel senso delle, rammarichi, no, quindi questa morte qui non è senso negativo, ma essendo fra casa che è estremamente positiva e donna maritata che è sicurezza, la morte acquisisce proprio il fatto che rinasci, no? Quindi questo processo molto probabilmente ce la dovresti fare, però attenzione che avrai magari qualche, piccolo pentimento. Il vedovo è sempre qualcuno che, ha dei ricordi, dei pentimenti, delle cose che gli mancano, no, insomma qualcosa che in questo processo ti farà pensare. Comunque questa carta qui, ricordati che fra 2 carte positive ed è preceduta da un cambiamento forte segreto, Quindi Michelle, penso che dovresti avere una grande possibilità. Certamente ci sarà un colpo di scena, ci sarà un colpo di scena tremendo in questo processo qui, in questa causa legale, a fine febbraio. Devi stare attenta perché stanno combattendo in modo segreto, in modo forte. Bene, andiamo avanti. Giovanna Fino. Mm? Vediamo un po'. Giovanna Fino. Scusa, sto leggendo di te, Michelle, dove sei persona offesa, ok? Però devi stare attento, Michelle, che devi capire che colpiranno basso, comunque dovresti farcela, occhio che si ribalterà, in tuo possesso. Bene, vediamo un po'. Giovanna Fino. Ciao, buongiorno, vorrei sapere se io su di un Alessandro l'ho sgamato, ed è sparito, si rimette in contatto, grazie. Allora, Giovanna, cioè, non ho tanto capito cosa vuol dire sgamato perché è un linguaggio. Io vorrei sapere anch'io su di un Alessandra, io nato l'ho sgamato ed è sparito. Si rimette in contatto, grazie. Giovanna, scusa, scrivimi bene cosa vuol dire sgamato perché sono old fashion io. Sì, comunque Michelle dovresti farcela, le carte sono dalla tua parte. Però, allora, ehm, vediamo un po' perché questa Giovanna, senti Giovanna, cosa intendi per sgamato? L'hai mandato via perché non.
non riesco a capire. Se sei in linea, rispiegami cosa intendi sgamato, perché è un terminologia che non lo conosco. Andiamo quando l Giovanna leggo cosa mi hai scritto, cioè tradotto cosa ed è sparito, o non so se vuol dire che l'hai mandato via o roba del genere. Comunque andiamo avanti, leggiamo esatto, sì, esatto. Allora vediamo Cristina Paoli, eh. "Buongiorno Marietta, sto passando un periodo molto difficile con l'adolescenza di mio figlio. Non riesco più a gestire la situazione". Cristina devi darmi le date di nascita. Cioè dovete darmi la data di nascita e i nomi come minimo. Io ad esempio dell'Antonella conoscevo bene, la situazione perché è una cara amica e quindi di conseguenza ho potuto farlo. Se ne senza data di nascita e uno scritto chiaro io ah, ho capito che frequentava ecco grazie Giovanna, adesso okay Giovanna, adesso posso fare la tua domanda, eh. Giovanna Giovanna mi chiede se questo signore si rimette in contatto. Grazie, lui del '76 si chiama '75 scusate, Alessandro e tu del '76, eh. Vediamo un po' se Giovanna e Alessandro si rimettono in contatto. Deliranti e gran signore. Guarda Giovanna, qua c'è qualcosa che non va. Vedi, Delirante è un tipo che si fa trascinare anche se, lui vale, è un personaggio di spicco. Si vede che è un personaggio di spicco. Vediamo un po'. Giovane fanciulla, stanza, speranza, morte, nemica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, guarda qua Giovanna, eh. Attenzione che queste carte sono le tue. Allora, lui è un gran signore, però è un tipo che si fa trascinare, eh. Allora, qui c'è giovane fanciulla. Giovane fanciulla, e stanza. Qui vuol dire che, mhmm, qualcuno, come dici te giustamente, è entrato in scena, vedi? La stanza è sempre qualcosa di molto intimo, è sempre qualcosa, che dà alito a rapporti molto stretti, sentimentali. E tu sei speranzosa. Poi chiaramente qui cos'è nato? Qui è nato qualcosa di tremendo. Vedi però che la speranza seguita a morte è nemica, vedi ci sono un blocco tremendo, tu l'hai sgamato giustamente, l'hai mandato via, ma hai fatto bene perché vedi qui poi tu hai una nemica. E poi io non so se c'è in mezzo anche una donna maritata, donna sposata, o lui andava con una donna sposata o aveva rapporti con una persona che aveva già dei figli. E qua ti vedo malinconica. Io, capisci, da queste carte si vede molto, 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 molto bene la situazione. E cioè che tu eri speranzosa, hai visto che c'era qualcosa qui che non andava tanto bene, però vedi, c'è una nemica ancora che sta lottando e molto probabilmente questa signora qui c'è di mezzo una persona sposata e tu sei malinconica. Quindi io direi che per il momento, anche se tornasse lui è un gran signore, nel senso che ha delle qualità importanti, però purtroppo per il momento non vedo una riunione, anzi vedi morte nemica, malinconia. Giovanna, la vedo un pochettino impegnativa che lui adesso torni, in questo momento. Poi magari il futuro, però per i prossimi 3, 6 mesi è un po' cioè è difficile che lui o torni come pensi tu, magari torna come pensa lui, capisci? È un tipo anche che ascolta troppo le persone, quindi attenzione. Bene, andiamo avanti, ecco. Qui vediamo un po', Cristina Paoli. Cristina mi devi scrivere i nomi dei bambino, no? Mh, mh, mh. Ah, ho scamato che aspetta, ecco Cristina, sì. Ecco, vediamo se adesso vado a rileggere la domanda di Cristina, così per me è chiaro, eh. Dovete anche scusarmi perché è la prima volta su Face in questa forma e ho un po' di difficoltà ancora a destreggiarmi, ma in futuro se vedo che c'è, gente che è interessata farò questo servizio gratuito in determinati orari e fasce, così che posso dare una mano. E in futuro mi raccomando, chi ci sta seguendo adesso iscrivetevi anche
nel gruppo, che abbiamo cambiato il nome, il Degaramiretto Veneziano, di, radionica, radioestesia e quant'altro. Bene, vediamo un po' di rispondere alla nostra amicizia Cristina Paoli. Allora, tu Cristina è del '63 e il figlio del 2008. No, no, non riesco a legger tutto. Scusa, adesso ho letto. Mh-mh. Edoardo, sì. Bene. Okay, vediamo un po' come andrà fra la Cristina e il figlio, che c'è una difficoltà di gestione. Vediamo un po'. Allora, fra Edoardo e Cristina, lui è del 2008, quindi è praticamente giovanissimo, e la nostra Cristina, eh. Allora, hai ragione te Cristina. Deliranti e leggerezza. Leggerezza vuol dire qualcosa lontano. Siete molto lontani, lui è un tipo che ascolta gli altri, vedi, deliranti, molte volte fa elucubrazioni che non sono neanche tanto per la quale. Qui sì, c'è molta lontananza fra voi due. Vediamo un po' il futuro. Dispiacere, ammalato, vedi? Pensiero. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, guarda, Cristina, guarda bene. La fotografia è questa. Confermo che stai molto male, stai piangendo anche, si vede. E questo vi porta quasi a una situazione difficile in casa. Pensieri, io non so, se tuo marito, il compagno, il padre, chiamiamolo come siete molto in pensiero, vedi qua? Il futuro però, vedi, c'è qualcosa anche che guarda, non dico ai soldi, però c'è qualcosa, adesso qui voi siete in una situazione veramente pesante, vedi? Vi fa pensare, piangere, siete un po', insomma, veramente difficile. Poi c'è denaro, sacerdote, messaggero e poi fedeltà. Allora il futuro cambierà, adesso purtroppo siete in questa fase qua. Adesso queste sono stese veloci per coprire questa fascia chiaramente, però voglio dirvi, qui si vede che sei molto, molto amareggiata e anzi direi che la situazione è al limite, malato, pensiero, insomma siete molto turbati, però il futuro è positivo perché guardiamo bene in faccia la situazione. Denaro, sacerdote. Il sacerdote è sempre una persona corretta. Non vorrei dire che lui un giorno avrà qualche problema legale, però diciamo che, la cosa migliorerà. Nei prossimi mesi migliorerà perché vedi, c'è qualcosa di importante che sta per arrivare e, anche molto probabilmente tramite messaggi, magari lui contatterà qualcuno, qualcosa, ma cambierà la situazione, no, ci vorrà un po' di freddezza e vedi che alla fine sarà fedeltà. Quindi questo ragazzo qui in questo momento vi ti porta o vi fa pensare molto in questa zona qua, ma nei prossimi tempi dovrebbe, migliorare, no, migliorare in modo molto, importante. Infatti vedi c'è fedeltà e quindi ci sarà diciamo una riappacificazione. È chiaro che non è facile, perché queste 3 carte son pesantissime, una più pesante dell'altra, però le altre 4 che rappresentano un po' un'evoluzione, denaro, sacerdote e messaggero, stanno a indicare che ci sarà un'evoluzione in positivo e poi abbiamo fedeltà che chiaramente vuol dire che molto probabilmente si rimetterà a posto. Ci sono 3 carte che sono, come dici tu giustamente adesso, pesanti, una situazione pesante, ma poi il futuro, Cristina, è nettamente, favorevole. Quindi, non disperare, anche se vedo che piangi molto, il compagno o quella persona che ti è vicino o qualcuno che ti sta aiutando è in pensiero, no, il ragazzo vi sta facendo pesare veramente questa situazione, ma il futuro ti sono uscite 4 carte positive. Certo, ci sarà da lavorare perché il sacerdote dovrai essere veramente rigida, no, però arriveranno dei messaggi che ti porteranno come si dice,
felicità, diciamo che, adagio adagio si metteranno a posto le cose, e quindi non pensare che non ci sia la luce in fondo al tunnel. Le carte parlano chiaro, le sibille parlano chiaro, avrai anche tu un attimo di respiro. Chiaramente in questo momento, la vedo difficile, però per i prossimi mesi qualcosa dovrebbe cambiare. Andiamo avanti. Mh. Boh, io ho finito cari amici, grazie di avermi ascoltato. Sì, effettivamente, Giovanna, sì, ci sa fare, bisogna ammetterlo, però è un birichino, ecco sì. Io non conosco il tipo. Mh. Lo so, esatto Cristina, ho visto, questa che è una situazione dura, però non disperare perché stanno arrivando dei rinforzi dal cielo molto probabilmente. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito. Mi raccomando, iscrivetevi anche nel gruppo nuovo, se non l'avete già fatto, di radionica e radiestesia di Il Maretto Veneziano, e ci vediamo sempre sul tubo. Sapete che ho anche un canale sul tubo e vi aspetto. Grazie cari amici, adesso cerco di spegnere questo video e alla prossima.